Buonasera, ben ritrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì del gruppo TV7. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete scrivere tutto quello che volete, potete fare delle domande ai nostri ospiti, che questa sera sono due molto importanti perché parleremo di autonomia del Veneto, uno un po' contrario e uno invece favorevole. I due ospiti questa sera sono Alessandra Moretti, consigliere regionale del PD, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buonasera a e tutti. Massimo Bitonci, presidente Liga Veneta, Lega Nord. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Come va, cominci? Tutto bene? Tutto bene, sì. Tutto bene? Fare la politica si sta bene? Beh, oddio, che si sta bene fare politica, insomma, come tutti i mestieri hanno i pro e i contro. Io faccio anche l'avvocato, per cui insomma, dai, tutto sommato Tra i due? Ma cosa vuole? La politica è una grande passione, perché è questo che ci motiva, insomma, la voglia di fare qualcosa per il proprio territorio, per la propria comunità. Io però amo molto anche la mia professione, quindi sono legata anche a quello. Ma la politica è solo passione, Massimo Bitonci, oppure anche diventa un lavoro per tante persone che la praticano? L'impegno è quotidiano, quindi è difficile. Anch'io che dal 91 faccio commercialista, perché ho lavorato prima nella certificazione dei bilanci e poi ho uno studio, insomma, e neppure di piccole dimensioni, però ecco, cerco di trovare qualche giornata per mettere a disposizione, ecco, dei clienti, però devo dire che quando ero sindaco di Padova era molto molto difficile, sì. Perché adesso invece da capogruppo dell'opposizione, da presidente della Liga, magari qualche mezza giornata la trovo. Io sono sempre dell'idea che comunque bisogna mantenere una propria professione, perché i politici che lo fanno in maniera esclusiva di professione sono, diciamo una parola pesante ma che è molto vicina alla realtà, ricattabili perché devono sempre cercare il posizionamento alle elezioni successive, devono comunque sottostare a quelli che sono anche certi interessi anche di carattere economico. Io penso che per fare politica, io lo faccio con passione perché posso tranquillamente, insomma, tanti anni ho fatto il sindaco, prima a Cittadella, poi a Padova, ho fatto parlamentare, il capogruppo al Senato, l'ho sempre fatto con grande passione, prima di iniziare, e sempre dicendo quello certo, che penso. Prima di iniziare la puntata ovviamente parleremo di autonomia. Alessandra Moretti è contraria, no, io mi sono astenuta, chiedo scusa, astenuta, invece Massimo Bitonci è favorevole. E volevo chiedergli, nella politica entrambi avete vinto e avete perso, come si sta quando si vince da politico e come si sta quando si perde? Ma intanto voglio dire che sono assolutamente d'accordo con Bitonci, penso anch'io che un buon politico è quello che ha una sua libertà. E lavorare, avere una propria professionalità significa essere liberi e meno ricattabili, e poi significa anche forse capire meglio quali sono i problemi del territorio, ma anche delle categorie economiche e sociali, perché si rimane ben piantati con i piedi a terra. Detto questo, in politica si vince e si perde, e in politica si devono fare anche delle battaglie magari che sai anche che puoi perdere, perché è troppo comodo, no? Mettersi in gioco sapendo già che la partita è vinta. Penso invece che un buon politico sia quello che ci mette la faccia, consapevole anche delle critiche che può ricevere. Io ho vinto tanto e ho anche perso, e devo dire che quando vinci hai una grande soddisfazione che ti è data dalla fiducia che ti danno le persone, i cittadini. Quando perdi è una prova però molto importante per un politico. Perché... Moretti, le viene da chiedersi, porca miseria, con tutto quello che ho dato per questa gente mi hanno fatto perdere e sono arrabbiata. Beh, intanto non si può mai essere arrabbiati con gli elettori, semmai bisogna fare una profonda autocritica e capire dove si è sbagliato. Però vede, secondo me la sconfitta serve molto di più della vittoria, perché se perdi e capisci i tuoi errori e sai rialzarti, sicuramente ti alzi più forte di prima, più consapevole di prima e forse più pronto anche ad affrontare le nuove sfide. Massimo Bitonci? Ma noi viviamo in realtà in un mondo giusto, no? Per cui non sempre vincono i migliori, ed è questo, quindi noi ci impegniamo. Io mi sono impegnato al massimo. Dopo a Cittadella ho fatto il sindaco per 10 anni, il vice sindaco per 8,
abbiamo praticamente dal 94 in poi sempre vinto le elezioni, massimo, esatto. Poi nelle ultime tornate anche con Piero Bon e con Pan prima, sono sempre stati presenti, anche adesso che non sono più insomma, né sindaco di Padova ma consigliere a Padova. A Cittadella è presente una lista che si chiama Lista Bitonci con 3 consiglieri, quindi per dire insomma, che io sono sempre presente comunque anche col mio aiuto anche nell'amministrazione cittadina. E poi insomma l'esperienza di Padova, che io ritengo comunque un'esperienza molto positiva, perché nel 2014 abbiamo vinto e nessuno pensava che ci fosse la possibilità che Massimo Bitonci vincesse le elezioni praticamente da solo. C'è stato questo inciampo poi, ma che insomma che ha nome e cognome, perché i 2 consiglieri che hanno determinato la sfiducia a Padova, che sono andati di notte dal notaio, come tutti sanno, insomma, ma è la storia, sono 2 consiglieri di Forza Italia. Ecco, quindi c'è stato anche uno sgambetto politico interno, 9 mesi di campagna elettorale, 9 mesi fatti ecco, con una campagna elettorale mi direi molto dura, anche lei direttore che l'ha seguita da vicino, molto dura. Si è formata una coalizione molto ampia per cercare, per vincere. Hanno vinto, però abbiamo visto già in questi 3 mesi che quando si mette insieme un po' di tutto, no? Anche componenti che solitamente non stanno assieme ma sono agli antipodi, i problemi poi emergono, perché è chiarissimo questa amministrazione su alcuni temi, per esempio sull'ospedale c'è la posizione Lorenzoni, che è la posizione del nuovo su vecchio centro storico, poi c'è la posizione del sindaco, che sappiamo che il sindaco insomma è più possibilista insomma lei lo sa, ecco, certo, sul tema di Padova Est, che è quello regionale, quindi si scontrano completamente sul tema per esempio dei trasporti. C'è la teoria Lorenzoni, quella del tram, quella più diciamo rigida del tram monorotaia, c'è quella di Giordani che quella sì, va bene, come diceva Bitonci, anche i bus elettrici, come stanno facendo a Torino, come stanno facendo poi tutta Italia. Certo. Ecco, quindi c'è un po' sta dicotomia che però è evidente, perché nel senso però in Italia così. Lei immagini che l'anno prossimo, quando ci saranno le elezioni per quanto riguarda il nuovo governo, lei potrebbe essere assieme alla Moretti? Perché se Berlusconi si unisce con Renzi, può succedere anche questo. Dubito. Però dicono anche questo, dicono che ci sarà nulla di personale nei confronti. Certo, insomma, sarà una coalizione tutti contro il Movimento 5 Stelle, quindi potrebbe ritrovarsi. Comunque direttore, sa cosa mi viene da dire dopo aver ascoltato anche le parole di Bitonci? Che intanto i nemici più acerrimi noi li abbiamo dentro ai nostri schieramenti, no? Nel senso che spesso la nostra debolezza è dovuta proprio ad una competizione interna che non è sana. Per quale motivo? Ma sa, perché spesso non si fa squadra, perché spesso ci si ascolta poco, perché spesso c'è una competizione anche malsana, no? No, per esempio nel PD si fanno le primarie, poi quelli che perdono le primarie si mettono contro quelli che hanno vinto invece che aiutarli. Non è una cosa carina. Appunto così, le dico, no? Noi abbiamo avuto, no, lo viviamo, parlo di me ovviamente, del mio partito, ma io penso che sia abbastanza Lega, comune. Se noi guardiamo quello che è comune direi, e che si vede anche a livello nazionale, cioè che se una persona porta avanti con decisione delle iniziative, trovi sempre chi ti mette i bastoni tra le ruote, perché ovviamente se sei un decisionista hai anche una certa notorietà, la notorietà dà fastidio e qualcuno deve farti lo sgambetto. Se sono del tuo partito magari i tuoi ti appoggiano, perché ovviamente in un disegno generale di partito ti appoggiano. Se sono invece di coalizione o alleati, se tu cresci nel consenso cittadino come è successo a Padova, ti tirano via la seggiola da sotto. Il ragionamento che sta facendo, perché questo è successo a Padova. Adesso possiamo fare tutte le analisi che vogliamo, però in generale, sul fatto che Bitonci fosse o non fosse decisionista, il carattere, non il carattere, perché dopo insomma, cioè, vogliamo confrontare il carattere di Massimo Bitonci con quello di Flavio Zanonato, cioè facciamo un po', ecco, Flavio Zanonato non parlava neanche con i consiglieri, cioè neanche con gli assessori, non li diceva neanche. Ma il riferimento che faceva prima la Moretti, che quindi è tutta una cosa costruita, in realtà dava fastidio che la Lega Nord
governasse in maniera così decisa e importante, con dei risultati in un importante comune d'Italia, e quindi bisognava dimostrare in un determinato periodo storico, che era novembre dello scorso anno, che dare un segnale anche a Salvini. È storia, questo è successo, certo, perché il giorno dopo c'era la manifestazione, quella di Firenze. Massimo Bittucci, la domanda è il ragionamento che faceva la Moretti, è un ragionamento da approfondire, perché all'interno dello stesso partito nascono diverse altre coalizioni, altri modi di pensare. La Lega nel Veneto era fortissima, io penso che Tosi poi si è tolto praticamente anche all'interno della Lega, ci sono stati problemi all'interno del PD, li conosciamo. Perché succede questo? Nei partiti più strutturati comunque ci sono delle regole. Secondo me la differenza è un po' questa: nei partiti che hanno delle strutture, dei regolamenti, degli statuti, se una persona si comporta in un certo modo viene richiamata e se esce da quelle che sono le linee viene anche messa alla porta, giustamente, perché è bella la democrazia, però nel momento in cui vai a governare deve sempre emergere alla fine una linea comune, e io lo insegno sempre, tanti anni che faccio l'amministratore, 25. Io ai neosindaci o ai consiglieri comunali dico sempre: la democrazia deve essere interna al Consiglio, ma una volta che si è formata all'interno del Consiglio, va bene, quando si va all'esterno si alza tutti le mani, anche quelli che non erano d'accordo, perché se la democrazia è no, io la penso in modo diverso dal tuo e quindi in Consiglio Comunale dico quello che penso, ma non è questo, perché certo, bisogna contemperare le esigenze di dire la propria col governo di una città, e quindi nel momento in cui ti metti d'accordo, io faccio sempre un esempio, e dopo chiudo, lo dico in un esempio ai ragazzi nuovi che si affacciano alla politica. Io ero un grande oppositore del mio sindaco quando io ero vice sindaco, perché c'erano certe cose che non sopportavo, ecco, di alcune cose che... la mia perché voleva fare le scarpe? No, assolutamente. La mia espressione era all'interno della giunta. Nel momento in cui la maggioranza decideva che su un tema aveva ragione il sindaco, non solo votavo in giunta, in consiglio comunale, in un caso specifico che riguardava l'assunzione di un direttore generale, mi sono alzato per primo a difendere la posizione del sindaco, cioè per far capire, far vedere a tutti quanti che la squadra è sempre più importante della tua singolo espressione. Certo, ecco. D'accordo. Alessandra Moretti, poi chiudiamo, poi andiamo a parlare di autonomia. Allora, nel ragionamento, per esempio, il PD si è diviso, e lo vediamo tuttora, in due parti importanti, a discapito uno dell'altro, insomma, mi sembra. Su cosa, direttore? Dico, da quando ha fatto le primarie tra i Bersani e tra Renzi. Certo, sull'aspetto nazionale. Sì, io l'ho sempre definito un grande errore, e giudico con grande anche tristezza personale la scelta di alcuni dirigenti che sono stati fondatori del PD, di lasciare il Partito Democratico, perché ho sempre pensato, e perché mi hanno sempre insegnato, chi è più vecchio di me e chi ha più esperienza di me, che le battaglie si fanno all'interno del proprio partito, si fanno democraticamente, sei minoranza per un certo periodo, se riesci a convincere la maggioranza della tua posizione diventi maggioranza, e così ci si alterna e così si crea un dibattito sano che ci fa crescere tutti. Aver lasciato il Partito Democratico è stato non solo indebolirlo, perché ovviamente una frattura porta sempre un indebolimento, anche rispetto all'immagine che tu dai, perché quello che diceva Bitonci è vero, cioè noi siamo una squadra e le squadre vincono, se le squadre si dividono perdono, lo impariamo dal calcio, lo impariamo dallo sport, cioè non vince mai il singolo, vince una squadra. Credo anche che sia non un aspetto di fedeltà. Io non amo la parola fedeltà in politica, io amo la parola lealtà. Io penso che se un segretario di un partito viene eletto, come nel caso di Renzi, con la partecipazione di 2 milioni di cittadini che vanno alle primarie a votare, viene votato con il 70% dei voti, a prescindere dal mio voto, che è stato ovviamente per Matteo Renzi, ma a prescindere da quello è il mio segretario, e io devo ovviamente lavorare affinché il mio segretario possa fare il meglio e dare il meglio. Cominciamo a parlare di autonomia. Avete fatto un po' di confusione nel PD voi nell'autonomia nel Veneto. Tanti andiamo, tanti non ci andiamo, facciamo gli astenuti, tanti erano contrari, e non è che avete dato una mano perché questo referendum raggiungesse il quorum?
Ma guardi, io credo, la mia posizione sul referendum è sempre stata molto chiara e io ci ho messo la faccia un'altra volta e l'ho detto chiaramente come avrei votato e come mi sarei comportata. Io è già da 3 anni che parlo di autonomia, perché l'autonomia è una materia di cui si parla da tantissimo tempo. Sono favorevole all'autonomia del Veneto, a più autonomia del Veneto, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, ma ho sempre affermato di essere contraria ad un uso strumentale del referendum. E quindi? Secondo me le due posizioni che potevamo tenere in questa fase erano o andare a votare e votare sì. Non esiste che di fronte ad un quesito così banale, tra virgolette, uno potesse dire no. È come dire non voglio bene a mia madre, non voglio bene che domani sorga il sole. Quindi è evidente che se si andava a votare, no, si doveva votare sì, perché l'autonomia la vogliamo. L'altra posizione legittima era quella dell'astensione. Perché legittima, direttore? Perché siccome in Veneto era previsto un quorum, non andare a votare significava non far raggiungere il quorum. Infatti, il quorum si supera di 7 punti in Veneto, quindi non di 15-20 punti come aveva detto Zaia all'inizio, no? Il 70%, no, ha votato il 57% dei veneti e il 55% dei veneti, con una parte anche di voti del centro-sinistra, ha votato per il sì. Quel 45% che non è andato a votare ha fatto una scelta, cioè molti imprenditori in Veneto si sono espressi per il sì. Vado a votare, ma molti imprenditori, che 300.000 erano all'estero che potevano... Molti elettori però hanno detto anche io non vado a votare, mi astengo perché quella scelta è un'altra scelta politica. Allora adesso, secondo me, la posizione che il Partito Democratico giustamente ha espresso in Veneto in un modo, se vuole i dirigenti nazionali, ma è compresa anche in un altro, prescinde dal concetto di stare dalla parte dell'autonomia, cioè noi siamo per l'autonomia e siamo, penso, anche quel partito che ha istituito il terzo comma del 116 della Costituzione, è stato Gian Claudio Bressa, no? A scrivere quel comma che ci permette oggi di chiedere più autonomia allo Stato. Però io dico, forse potevamo risparmiare un po' di soldi dei veneti e avviare quel negoziato che per esempio ha iniziato Stefano Zai Bonaccini. è stato qui, seduto dove era lei la settimana scorsa, ha detto noi questo negoziato col governo è da molti anni che cerchiamo di instaurarlo e ci è sempre stato negato. Beh, ma insomma questo si sa che non è così, insomma. Non è così perché sapete bene che insomma, il ministro si è espresso in un certo modo, Costa, che tra l'altro è un ministro più vicino a Zaia che vicino a noi, cioè fa parte di un governo sicuramente non tutto del Partito Democratico, ma di un governo, come dire, di intesa, diciamo così, nazionale. Lui sa benissimo che il tavolo negoziato era aperto da anni, forse si doveva sedere molto prima a quel tavolo. La prova che lui comunque punti sempre più in alto l'asticella. L'Emilia non ci ha impiegato così tanto tempo, l'Emilia l'ha avuto rapidamente. Appunto, ma l'Emilia però con Stefano Bonaccini si è seduta seriamente su quel tavolo, intorno a quel tavolo, e ha ottenuto la firma dell'intesa. Zaia invece, guardi, è legittima la posizione del governatore, ognuno fa la propria parte e il proprio gioco, però è evidente quello a cui sta puntando il governatore. Allora, il governatore sta puntando a farsi dire no. Lui adesso ha già cambiato le carte in tavola, perché parla di specialità, parla di regione a statuto speciale, non parla neanche più di autonomia, cosa che non solo non era prevista nel quesito referendario, ma che è stata bocciata dalla stessa Corte Costituzionale. Allora Zaia vuole diventare il paladino dell'indipendenza e della specialità del Veneto, e siccome sa bene che questa domanda è irricevibile da parte del governo, poi lui diventerà il leader e lì sì, caro direttore, che si aprirà un conflitto serio dentro la Lega, perché voglio vedere Salvini a quel punto cosa dice quando Zaia si presenterà lui come leader della Lega. Ma signor Bitonci. Ma ho ascoltato in religioso silenzio, insomma, però alcune cose, poche possono essere condivisibili, altre insomma avremo qualcosa da dire. Ecco. Prego. Cioè, intanto ho trovato quasi offensivo l'intervento del governatore dell'Emilia Romagna e del governo fatto nell'ultima settimana prima del voto, perché si sta parlando del referendum sull'autonomia da moltissimi anni, la legge regionale del 2014, aspettare la settimana prima per dimostrare
che il referendum del Veneto poteva anche non essere fatto e quindi cercare di derubricare una consultazione popolare molto importante a qualcosa che non serviva, l'ho trovato scorretto. Da chi governa deve essere super partes, soprattutto nei confronti dei governatori, dei sindaci, dei comuni, non succede sempre così. E quindi non può fare degli sgambetti di questo tipo. Ho notato, devo dire, un atteggiamento diverso dai media nazionali prima e dopo il voto, perché le stesse trasmissioni, parlo di, insomma, qua siamo su un'altra, cioè su Rai 3, quelle nazionali, anche particolarmente spostate a sinistra, avevano un atteggiamento settimana scorsa, quando io ero presente, un po' canzonatorio, ecco, un po' di presa in giro. Mentre ieri mattina, che ero sempre su Rai 3 ad Agorà, ho visto insomma una certa quasi paura di quello che è successo. Ecco, forse non se l'aspettavano. Il risultato è un risultato netto. Ma perché hanno paura quando la Moretti dice anche noi del PD vorremmo l'autonomia? Perché intanto tutti speravano che non si arrivasse al quorum. Visto che cosa? Visto le amministrative, diciamo francamente a chi ci segue, cioè la gente non va più a votare, anche le amministrative a Padova hanno votato il 55% al secondo turno. Se non vai a votare per il tuo sindaco, figuriamoci se vai a votare per un referendum consultivo. Quindi cosa pensavano? Pensavano che comunque facendo tutta un'azione dicendo che serve o non serve, che comunque si poteva seguire un'altra strada, che alla fine è solo un palcoscenico per la Lega o per Zaia, magari per future candidature, cose così, cioè quello che è stato messo in piedi anche dai media nazionali è una sceneggiata che doveva portare la gente a non votare. La gente invece dei Veneti, devo dire, con anche mia positiva sorpresa, a parte che bisogna avere fiducia nei Veneti, quindi io ho sempre avuto fiducia che la gente andasse a votare, perché chi vive in mezzo alla gente sa che c'è una questione veneta, c'è una questione nord, va bene, c'è la questione sud, ma c'è la questione nord e c'è la questione veneta all'interno del nord, che non è, abbiamo visto nel risultato, la questione lombarda, lo dico da Veneto, la questione lombarda è una cosa, la questione veneta è diversa. Però, e i dati del referendum, con tutta la simpatia ovviamente il rispetto e la grande considerazione che è di Roberto Maroni, che è stato il più grande ministro dell'interno che ha avuto l'Italia, anche se la Moretti non è d'accordo, però devo dire che su questo la differenza è abissale. Cioè il risultato del Veneto è un risultato popolare ampio, quello della Lombardia, ecco, che è dovuto a che cosa? Intanto un tessuto sociale completamente diverso. Completo i numeri. Lei sta dicendo una cosa vera nelle percentuali, nei numeri veri la Lombardia ha avuto 3 milioni che sono andati a votare, certamente, ma il Veneto 2, insomma sì, ho capito nelle percentuali, però è vero, però 3 milioni di persone che vanno a votare non sono poche, sono tante, non sono mica poche, ma dobbiamo pensare a chi ci ascolta che il referendum della Catalogna, di cui stiamo parlando, di indipendenza, di altre cose, sono andati a votare il 40%? Cioè non state a votare il 70%, 60%, quindi cerchiamo di mettere il referendum a quello che è stato fatto in Scozia, è lo stesso, inferiore al 50%, la gente non va a votare, cioè c'è una diminuzione temporanea negli anni. Ma siete responsabili voi di questo? C'è una sfiducia netta nella politica e nella... Però il ritorno della gente che va a votare, perché dobbiamo aggiungere questo risultato importante del 57 e passa, io lo aggiungerei anche alla quota dei votanti all'estero che non hanno potuto votare, che per quanto poco sono l'8%, quindi tu prendi neanche il 50% o in statistica anche in proporzione, il risultato è superiore al 60%. Quindi però la Moretti diceva che sono pochi, con il 98%. Dalle aspettative Bitonci, la Moretti diceva che sono pochi, Zai si aspettava il 65-70%, mi sembra di aver capito. No, io facevo questo ragionamento che forse vediamo sono anche tantissimi. di Poi ragionare sulla con questione, Massimo. No, scusa Massimo, sulla questione di Brescia. Il tema era questo, quando io dico che sono pochi, intanto che il voto va sempre rispettato e va rispettata la gente che va a votare, così come va rispettato anche il voto di chi non, cioè la decisione di chi non va a votare
esprimendo, no, un dissenso. Ma sa, qui Zaia aveva delle praterie di fronte, cioè Zaia non ha avuto un contraddittorio, cioè non ha avuto dei partiti che hanno detto no all'autonomia. Tutti eravamo favorevoli, siamo favorevoli all'autonomia, quindi lui non ha avuto un'opposizione. Per quello io ero convinta che superasse il 65%. Siccome io ho fatto tutte le sere per 2 mesi 1 o 2 incontri, cioè, e quindi ho avuto anche incontri anche con il tuo segretario Bisatto, dove aveva questo sì critico che, insomma, sinceramente ve lo dico, faceva un po' sorridere, cioè il sì critico è sì o no, dire sì però con tutta una serie, cioè mette confusione anche ovviamente nell'elettorato, quindi l'ho trovata una conduzione. Lo dico, non voglio attaccare perché questo è un voto, come dice Zaia, l'ho detto anche ieri sera nell'intervento che ho fatto dal palco, è un voto dei Veneti, è un voto dei Veneti indipendentemente dal partito, hanno votato quelli del PD, hanno votato i 5 Stelle, hanno votato i leghisti, quindi ecco, quindi un voto trasversale da parte della gente. Un voto che dovrebbe far capire, avendo fatto il parlamentare come anche l'hai fatto tu, ecco, che noi dovremmo essere più furbi rispetto agli altri, perché quando io ho fatto il parlamentare e vedevo che quando stavamo trattando il federalismo fiscale, che vedevo che i parlamentari del Sud comunque si coalizzavano per presentare emendamenti, per cercare di ammorbidire il testo, dovremmo essere più furbi anche noi, cioè dovrebbe esserci un tema politico, te lo dico francamente, un tema politico nazionale, va bene, però quando si parla del Veneto, infrastruttura del Veneto, autonomia del Veneto, non dovrebbe esserci partito che tenga. Quindi io quello è la richiesta che faccio anche a loro, perché fra un po' ci saranno le elezioni, probabilmente a marzo, va bene, e quindi con questo sistema ci saranno i collegi uninominali, ci sarà la quota proporzionale. Io chiedo ai Veneti, e dopo saranno i Lombardi, e comunque al gruppo, diciamo, del Nord, di riportare un po' di equilibrio. Ne discutevo stamattina con Bressa alla RAI, e lui è stato sindaco di Belluno, non è stato sindaco di Rovigo, è stato sindaco di Belluno, va bene. A Belluno è la provincia che soffre di più il tema dell'autonomia e il fatto che alcuni comuni di confine non hanno risorse, e se tu vai dall'altra parte del confine dove è nata mia madre, che è di Merano, mia madre, va bene, ok? Cioè aprono le scuole anche con 7 studenti, 6 studenti e tengono, è giusto secondo me, è giusto perché la montagna va tutelata. Quindi se ci sono 10 studenti, tu spendi di più, metti l'insegnante per 10 studenti, questa è la realtà, come si fa in montagna. Certo. Però non è giusto che dove viveva mia madre ai nostri amici gli danno il 45% di contributi a fondo perduto per ristrutturare la casa, gli danno 800 euro al mese ai padri, cioè ci sono tutta una serie di... Quando abbiamo parlato del super ticket c'è stata la battaglia nazionale sul super ticket, perché MDP ha proposto l'abolizione del ticket per votare il DEF, no? Certo. Giusto. Quando siamo andati a vedere il giorno dopo le regioni dove si pagavano il ticket, ovviamente chi 15, chi 30, chi 20, una differenziazione che non dovrebbe esserci, perché i ticket dovrebbero essere uguali a tutta Italia, uguali, perché non c'è cittadino in Serie A e Serie B. Nella provincia autonoma di Bolzano, sapete quant'è il ticket? 0. E allora, perché uno che abita a Bolzano deve essere un cittadino di Serie A e chi abita a Belluno deve essere cittadino di Serie B? Quindi il tema, secondo me, la nostra unione deve essere non solamente sul tema del referendum, ma fra 3 mesi, fra 4 mesi, chi sarà a Roma, quando ritorna il tema del federalismo, perché io l'ho detto ieri all'intervento che ho fatto a Treviso, ecco, che il tema dell'autonomia è importante, il tema del statuto speciale è importantissimo, ma dobbiamo arrivare al federalismo, cioè per bypassare tutte queste, certo, diciamo, tentativi di portarsi a casa una maggiore autonomia, può essere sorpassato a destra da una norma e dei decreti attuativi che valgono per tutta Italia, quindi valgono anche per la Campania, dove noi applichiamo i
costi standard per tutti. Certo. Vuoi comprarti il pasto, vuoi erogare quel servizio, tu lo fai a questo prezzo, che è un prezzo medio rispetto alle regioni che fanno il benchmark, ma non può essere 10 volte in più. Certo, pensi che i titoli regionali... ruota tutto attorno a sta cosa, che l'autonomia può essere una cosa importante. Io credo che lei termini il concetto, invece la interrompe, invece deve ancora finire il concetto, quindi me ne dispiace di fare questo, perché ho la pubblicità. Volevo dire, proprio l'altro ieri nei giornali, lunedì, il giornale di Vicenza, della Sicilia, è intitolato, ecco, con l'autonomia il Veneto ci porta via i soldi a noi, vuole portarci via i soldi a noi. Ma devono imparare che loro, che si dicono. Allora, stamattina discutevamo sulla questione... Mi sembra un po' paradossale un titolo, visto che la Sicilia è una regione a statuto speciale e che non ha residuo fiscale, cioè che il residuo fiscale è negativo. Io per esempio sarei per l'abolizione di tutte le regioni a statuto speciale, perché o la specialità la diamo a tutte le regioni o non la diamo a nessuno, per esempio. Sempre colpa dei nostri politici di allora. E io penso che la proposta che ha fatto oggi, ieri Zaia, sia una proposta ovviamente graduata, perché ha fatto una proposta, 2 proposte, 3 proposte, no? E quella a statuto speciale. Stamattina Bressa ha detto, ma non se ne parla nemmeno, però ovviamente bisogna ritornare su quello che dicevo Facciamo prima. Così, andiamo in pubblicità, poi rientro, sentiamo cosa ha detto lunedì, subito dopo, praticamente il giorno dopo Zaia, e poi andremo a spiegare le 23 competenze che ha richiesto. Tra poco.